da Nicoletta e da Linda che è dietro le quinte e oggi vorrei farti riflettere, visto che manca poco meno di un mese a Natale, sui doni. È una metafora che ti voglio raccontare. Immagina questa scena, un signore che regala ogni anno un bellissimo dono al figlioletto. E ogni anno questo signore continua a regalare lo stesso dono, ogni anno lo stesso dono, ogni anno lo stesso dono, finché a un certo punto, quando il figlioletto cresce, si ribella e gli dice: papà, 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 ma che senso ha? Perché mi regali sempre la stessa cosa? Per favore, sii un po' più creativo, regalami qualcosa di diverso. E il papà saggiamente gli risponde: sì, sicuramente ti regalerò qualcosa di diverso, figlioletto mio. Ti regalerò qualcosa di diverso quando tu imparerai ad aprire il pacco, a scartare il pacco e ad utilizzare quello che c'è all'interno del pacco. Perché finché non utilizzi ciò che ti ho regalato, finché non fai buon uso di ciò che ti ho regalato, continuerò comunque a regalarti la stessa cosa. Qual è la morale di questa storiella? È che spesso noi non ci rendiamo conto dei doni che abbiamo, non ci rendiamo conto di ciò che possediamo, non ci rendiamo conto del carisma, delle capacità, dei talenti che ci sono donati e cerchiamo costantemente di avere qualche altro dono, qualche altro talento, qualche altra cosa, senza invece capire che basterebbe scartare quel pacco e fare uso di quel pacco regalo che ho ed utilizzare al meglio quel pacco regalo che ho e prendere con il cuore quel pacco regalo che ho e trarne il meglio, perché probabilmente così potrò avere un nuovo dono, magari più grande, magari un dono formato da 2 cuori, un terzo cuore, un quarto cuore, non lo so, tante cose. E quali sono i doni che hai avuto e che non hai ancora aperto fino in fondo, utilizzato? E quali sono i doni che una volta utilizzate le cose che hai, che già possiedi, potrai avere dopo? Intanto inizia a focalizzarti su il dono che hai ora e poi la vita te ne regalerà altri di meravigliosi, ne sono sicura. E allora buon utilizzo e buona scoperta dei doni che hai già. Ciao, ciao ciao!